Vado subito a piombo. Questo vigneto non ha subito nessun trattamento. Una sperimentazione nell'ombelico mondiale dei vini bianchi fermi per eccellenza. Un vitigno che doveva essere estirpato e salvato 20 anni fa da Davide Feresin, viticoltore, per realizzare il suo progetto. Produrre Tokai, o friulano, senza l'uso di fertilizzanti e trattamenti e senza intaccare il terreno e le stesse viti. La campagna di San Quirino, in comune di Cormons, alle pendici del Coglio, a pochi passi dal fiume Iudrio. Diciamo così, ho scoperto, passatemi il termine, delle ricette antiche che seguono appunto i cicli lunari, le variazioni di temperatura, di pioggia e quant'altro. Da lì è iniziato questo percorso, chiaramente sbagliando, provando, perdendo anche tutta l'uva, dicendo cosa abbiamo sbagliato. E dopo circa 20 anni, oggi siamo qui. L'intervista integrale sarà proposta su Agricultura, il settimanale di agronomia triveneta, prodotto da Media Nord Est, in onda nel fine settimana su questa emittente.